Buongiorno a tutti, oggi è il 21 marzo e purtroppo da Rossano Veneto sono costretta a riprendere ancora alcuni dei miei cittadini che non capiscono la gravità della situazione e mi dicono: ma la circolare ci dice che possiamo andare a camminare. Allora, guardate, la circolare dice che si può uscire per motivi di comprovata necessità. Necessità. Allora, quando voi uscite, dovete nella vostra testa pensare già se è necessario quello che state facendo. La passeggiata, la famosa passeggiata, a Rossano nessuno passeggiava, adesso tutti passeggiano, gente che non ho mai visto in giro improvvisamente si è scoperta campione del mondo di podismo e di passeggiate in pianura. Ecco, si esce solo se questa passeggiata è necessaria. Nella vostra testina chiedetevi: ma è necessario che io esca a camminare? È necessario? Quindi proprio per questa ragione mi viene da dire che i cani di Rossano sono stanchi. Scusate, i cani di Rossano sono stanchi. Non usate la scusa del cane. I cani sono sfiniti. Portatelo giù, fate fare i bisogni al vostro cane e dopo lo riportate su e raccogliete anche i bisogni del vostro cane. La passeggiata non si fa per andare a comprare il letto di prosciutto, il litro di latte, il pane fresco. Non è necessario perché il pane intanto lo prendete e lo congelate e ne scongelate un po' alla volta. Il prosciutto lo prendete nella spesa grande che dovete fare al massimo una o due volte alla settimana. Ma che motivo avete di andare fuori tutti i giorni per prendere mezzo etto di prosciutto, una fetta di mortadella? Ma riuscite a capire che siamo in guerra e dobbiamo stare a casa? L'unica arma che abbiamo per combattere questa pandemia è quella di rimanere a casa, di tutelare noi rimanendo a casa e naturalmente tutelare anche tutti gli altri. Un'altra cosa che mi ha fatto andare fuori di testa, sono le persone che di nascosto vanno dalla parrucchiera o dall'estetista. Bene, allora morirete con la messa in piega fatta e tutte belle depilate, unghie, tutto a posto, però morirete. Ma dove dovete andare? Che dovete andare dalla parrucchiera, che dovete depilarvi, dove dovete andare? Ma siete impazzite? Avete qualcosa nel cervello che non funziona? Volete rimanere a casa e osservare le regole, per piacere? Ma sapete che c'è gente che sta morendo per noi? Infermieri, medici, OS, la gente delle pulizie degli ospedali, noi sindaci, ne stanno morendo un sacco, gli operatori sociosanitari, i volontari civici che vi vengono a casa a portare da mangiare. Chiamate i volontari civici, ve lo portiamo a casa a mangiare. Stiamo morendo per voi e voi avete in mente di farvi la messa in piega. Ma guardate, io vi lancio un mare di improperi a voi e a quelle che ve la fanno. Un'altra cosa, sta iniziando la caccia alle streghe. Il Medioevo è finito da secoli. Allora, niente caccia alle streghe, per piacere, e neanche agli stregoni. E sapete perché? Perché tantissimi di noi possono avere preso il Covid-19, tantissimi di noi possono averlo preso e tanti di noi lo hanno preso proprio perché hanno curato la vostra gente. Sono stati vicini ai vostri anziani nella casa di riposo di Rossano, per esempio, no? E adesso voi siete lì con l'indice puntato. Vergognatevi! Dovete solo ringraziare questa gente e mettere a disposizione tutte le vostre energie per dare loro forza, perché sono stati i nostri eroi, li abbiamo mandati al massacro e voi puntate il dito. Vi dovete vergognare. Una preghiera al governo, per piacere governo. Noi sindaci abbiamo bisogno di ordinanze certe che non lasciano posto ad interpretazioni, perché molti italiani sono specialisti nell'interpretare. Quindi riuscite a scriverci un'ordinanza fatta di punti 1, 2, 3 e questi punti, per piacere, dovrebbero essere tutti no, non si fa.
A me piacerebbe tanto che voi poteste obbligarci al coprifuoco, il coprifuoco totale, proprio come in tempo di guerra. Tutti a casa, non si muove nessuno, un numero dedicato dove chiamare e basta. E un'altra cosa, proprio perché non abbiamo i mezzi per poter stare attenti a tutto, perché io ho un comune di 8.000 abitanti, impieghiamo l'esercito, lo vogliamo impiegare l'esercito, non solo per portare via le bare, che è stata una scena allucinante che ci ha toccato il cuore di tutti gli italiani. Vogliamo mandare l'esercito in ogni singolo paese per poter far capire alla gente che deve rimanere a casa e che l'unico modo che ha per aiutarci è rimanere a casa. Per cortesia, io spero che questo sia veramente l'ultimo appello, ma noi siamo esasperati. Siamo in prima linea per voi, vi chiediamo solo di obbedire, di aspettare 15 giorni, perché più non obbedite, più si allunga questo tempo infinito. E fra poco veramente, se voi obbedite e rimanete a casa, potremo tornare alla vita e alla normalità. Per favore.